Oggi, 21 novembre 2014, inauguriamo la 45esima mostra del progetto Arte 52. Parliamo di futurismo, parliamo di cubismo, in una mostra di Antonio Milleddu che ci propone orizzonti della percezione. Perché gli orizzonti della percezione? Perché noi andiamo a vedere delle immagini che sono in movimento, come erano quelle proposte dal futurismo, in cui un'immagine apparentemente statica rappresenta un movimento possibile prima che la ballerina si muova, dopo che la ballerina andrà a compiere i suoi passi di danza. Quello della percezione, dunque statica, è solo un'idea che noi abbiamo l'idea che nella rappresentazione, in quella che è la cornice del quadro, le cose siano ferme. In realtà non è così, noi siamo in continuo movimento. Quando noi ci muoviamo creiamo diverse dimensioni della percezione. Se io prendo la mia mano, dovessi ritrarre la mia mano ferma è quella che io immagino, ma in realtà io sono sempre in movimento. Quindi se io ritraggo la mia mano in movimento, io devo ritrarre un gioco di luce, un gioco di immagini che lui ritrae attraverso il dinamismo della figura. Certo, bisogna capire come mai oggi si può ancora portare avanti un'arte che nasce nel 1911 con i manifesti futuristi di Marinetti presentati a Parigi e con le varie opere. Questo perché l'artista in questione, cioè Milleddu, vive una dimensione di dinamismo. Il dinamismo è una parte identitaria della sua esistenza. Lui è professore di educazione fisica, lui vive sempre, è da 40 anni che va in bicicletta. Infatti vi consiglio di vedere tra le opere che abbiamo in mostra tutto il ciclo dei ciclisti, che veramente è una chicca all'interno di questa mostra. Quindi questo suo dinamismo, questa sua voglia di movimento e di modernità diventa l'essenza del suo essere, del suo fare. Questo è che distingue gli artisti. Gli artisti si distinguono per la loro coerenza, e lui è coerente nel suo essere di tutti i giorni e nel suo trasporre in pittura la sua vita ordinaria, dandogli appunto uno scatto in più, che è questo scatto del dinamismo che propone oggi come cosa nuova. Quindi vi aspetto affinché possiate vedere le sue opere in una completezza e anche un respiro che parte, diciamo, da alcune opere che sono state fatte un po' in giro per la Sardegna, alcune opere recentissime che sono state fatte appositamente per questa esposizione. In veste di critico questa volta, visto che di solito sono dall'altra parte della barricata che faccio il pittore, mi tocca volentieri presentare la mostra di Antonio Milleddu. Lo conosco da più di 20 anni, ho visto tutta la sua evoluzione e mi fa piacere presentarlo perché intanto è una mostra di alto livello e poi perché lui propone un tema estetico, diciamo, molto interessante. Diciamo che la matrice è evidentemente derivata dal futurismo, il futurismo che è nato centinaia di anni fa, nel 1912, ha fatto la prima mostra del futurista a Parigi di pittura, però il futurismo ha abbracciato un po' tutte le arti, non solo figurative, la letteratura, il cinema, la scultura, la pittura, la poesia, addirittura la gastronomia, per cui si occupava un po' di tradurre nella realtà quotidiana i cambiamenti della società nati appunto da
da tutti gli eventi che erano, e tutte le scoperte, c'era il telefono, il telegrafo, l'automobile, il cinema, tutte diciamo scoperte scientifiche e tecniche che hanno modificato profondamente il modo di vivere, specialmente della civiltà occidentale, perché in Europa poi tutte queste innovazioni tecnologiche hanno cambiato il modo di vivere delle persone. E il futurismo lo ha interpretato dando il là, tra l'altro, un po' a tutte le avanguardie artistiche del Novecento, lo strutturalismo, il cubismo, il dadaismo e le altre avanguardie sono tutte nate da questo input che ha dato l'idea del futurismo. Uno potrebbe chiedersi, ma come mai oggi viene riproposto, diciamo, uno schema stilistico che nasce un centinaio d'anni fa? E in realtà oggi siamo di fronte a una rivoluzione tecnologica, non dico analoga, ma paragonabile un po' a quella di 100 anni fa. Oggi con l'informatica e con l'avvento delle nuove tecnologie il mondo è diventato ancora più veloce di quanto non fosse prima. Si connette in tempo reale dovunque, comunque, con chiunque, e questo produce un mondo veloce e poco riflessivo, diciamo. Tutto diventa instabile, diventa fumoso, scappa tutto di mano. E l'arte di Milleddu invece cerca di fissare questi movimenti e queste situazioni che lui vive, che lui coglie, che lui vive profondamente, le tradizioni della Sardegna, il mondo dello sport, il mondo del suo vivere personale, le sue emozioni, le sue sensazioni, le sue concezioni del mondo vengono espresse attraverso questo tipo di pittura, che è un'evoluzione di quella che era il futurismo, perché qui c'è dentro molto di più e molto di personale, non è soltanto una fotografia della realtà come poteva essere il futurismo, in cui si vedeva la bicicletta che correva piuttosto che la motocicletta o l'uomo che corre. Qua c'è la Sardegna, c'è lo sport, c'è le emozioni, le sensazioni, le ballerine, le cose che Milleddu vive, conosce e che lo emozionano. E queste emozioni vengono riprodotte con questa tecnica straordinaria, perché è di un'abilità e di una capacità veramente notevole, e per questo è da apprezzare. Questa è una mostra veramente interessante. Grazie. Da quanti anni ti occupi di pittura? Diciamo che disegno da piccolino, però da vera e propria pittura dalle scuole, diciamo, scuole medie, prima media, seconda media, terza media. Mi ricordo che la mia insegnante di educazione artistica mi fece fare una mostra personale presso la scuola che frequentavo, la numero 1 di via Venezia a Cagliari, e feci i miei primi 2 quadri a olio, e tutti gli altri erano tutti acquarelli. E come mai proprio questa scelta del futurismo? È una cosa che è venuta dopo, perché nel tempo, negli anni, ho iniziato poi dagli acquarelli a passare all'olio e a rappresentare sempre quello che vede, che dal punto di vista oggettivo vedono tutti, quindi i paesaggi, le barche, sono nature morte, fiori, mazzi di fiori.
Poi alla fine sono passato a una connotazione più interiore, con rappresentazioni di stati d'animo, con un altro tipo di espressione pittorica, con il surrealismo, con il metafisico, e ho fatto parecchi quadri che hanno abbracciato insomma tutta la mia crescita, forse anche a livello inconscio li facevo, perché volevo rappresentare proprio i miei stati d'animo, forse era anche una forma di sfogo interiore. Poi piano piano negli anni, dall'adolescenza, insomma, le mie esperienze così, ho iniziato anche qui, senza volerlo, a pormi, cioè a riflettere su quello che in effetti vediamo e quello che invece non vediamo, cioè proprio a livello mentale, cioè passare proprio dico sempre, da quello che vede l'occhio a quello che invece vede la mente. Cioè se un pittore vuole andare, secondo me, al di là di quella linea di demarcazione che delimita proprio questi due elementi, cioè quello che vede l'occhio e quello che invece vuole esprimere il pittore, quindi ha necessità di farlo cercando di far vedere agli altri, attraverso questi messaggi, cercare di portare proprio un discorso che li stimoli a questo tipo di chiave di lettura differente. Cioè è difficile da spiegarlo a parole, però mi sono ritrovato poi nel tempo a dipingere in questa chiave di lettura che poi mi sono accorto che rientrava nel futurismo, perché in effetti mi sono trovato magari con le mie esperienze di vita, sport, il mio lavoro, a esprimere qualsiasi tipo di, anche una figura semplice che magari è seduta, in movimento. Cioè non è detto che il nostro occhio veda sempre quello che si vede, che vedono tutti. Potrebbe essere un'immagine che si è svolta prima, che si svolgerà dopo, non necessariamente messa in una sequenza spazio-temporale conseguente, insomma. Quindi da lì è nata proprio questa esigenza di esprimere pittoricamente questo che voi vedete in questa mostra futurista o futurista. Però dentro, cioè il titolo Gli orizzonti della percezione, implica anche un inquadramento che non è facile esprimere a parole, cioè spiegare, perché la percezione, l'orizzonte della percezione è strettamente legato con la percezione, con i limiti della nostra percezione visiva, perché se noi andiamo bene a vedere il nostro senso della vista, se non esistesse questo senso della vista, questo poi sono cose che magari dirò anche dopo, ci sarebbe il buio assoluto, pur essendoci a livello del mondo, dell'universo, pur essendoci la luce, non la percepirebbe nessuno. Poi provate a chiudere gli occhi, vedete buio, non esisterebbe neanche la vita a questo punto. Quindi questo fattore percettivo ci porta a vedere il mondo, ognuno dal punto di vista soggettivo, ci porta proprio a percepire però quello che vediamo, cioè tutti quanti da un punto di vista oggettivo. Cioè con questo discorso cerco di portare il mio punto di vista strettamente oggettivo, cioè soggettivo, su quello che io vedo e cerco di esprimere. Ricco però di valenze interiori come la passione, come ha detto giustamente Alberto, la passione, gli stati d'animo, gli stati psicologici e tutto il resto. Dopo il Rinascimento, il futurismo forse è una delle correnti pittoriche, chiamiamole correnti, più importanti per l'Italia. Ancora è vivo il futurismo perché il muoversi veloce, il dinamismo sono sempre di più l'argomento principale dell'esistenza dell'uomo odierno, quindi sono attualissime. Tu però figurativamente riparti da quelle che sono le origini del futurismo. Questo per te è un peso, oppure è un riaffermare forse quella che è l'idea base del futurismo? No, non è assolutamente un peso, proprio perché lo faccio, come ho detto prima, forse a livello inconscio, non mi sono reso conto di agganciarmi a questa corrente pittorica, me ne sono reso conto dopo, come anche quando dipingevo nel surrealismo e nel metafisico, dicevano allora che ero un ragazzino che copiavo da De Chirico. Io non ho mai studiato storia dell'arte, per cui non sapevo neanche chi fosse, e mi sono poi documentato, poi ho visto chi era De Chirico, bravissimo. Magari anche in questo contesto mi sono ritrovato
senza nessun peso, ripeto, cioè a dipingere qualcosa che sento dentro espressa in questa maniera. Cioè, per esempio quello che ho fatto per metterlo nel dépliant, nella locandina, che è proprio un urlo che io ho dentro, la rabbia contro la guerra, l'ho voluto rappresentare proprio in questo modo. Avrei potuto dipingere un uomo che corre tranquillo, figurato, cioè da una chiave di lettura molto più semplice per tutti, ma sarebbe stato troppo semplicistico farlo, per cui ho voluto rappresentarlo proprio con questa rabbia espressa, con questo dinamismo dell'uomo che corre, che salta e si trasforma in segno di pace, in colombe, in volo di pace. Poi chi lo sa leggere, come anche negli altri quadri, chi li sa leggere e usa una chiave di lettura più attenta e ha un po' di pazienza, li può anche leggere, se no è troppo facile secondo me dipingere. Che sono un ciclista, come lo vedi, lo dipingi, bravissimo, l'hai fatto. Tu hai 40 anni che vai in bicicletta, hai 60 anni e non li dimostri, da 20 anni dice vai chi semina raccoglie, probabilmente ho seminato. Bravissimi pittori iperrealisti, io li apprezzo moltissimo, però dal mio punto di vista voglio andare oltre quel modo di vedere oggettivo, cioè chiunque è bravo nella tecnica di pittura può riprendere benissimo un'opera qualsiasi morta, anche so dei bicchieri, della frutta, li riprendere dal punto di vista fotografico e tutto rimane lì. Cioè per me, senza niente togliere a questi pittori bravissimi, io voglio andare oltre questa linea di demarcazione di quello che vede l'occhio. Un'ultima domanda. Voglio fare quello che vede la mente. Un'ultima domanda per concludere. Dietro le tue opere c'è un grande studio, perché per arrivare a scomporre la figura, ricomporla da diversi punti di vista e dargli anche un dinamismo, chiaramente devi fare dei disegni preparatori. Io parto per esempio da un figurativo appunto, ma ripeto, siccome non mi basta, allora lo voglio scomporre, lo voglio elaborare, lo voglio, si dice, magari guardato attraverso un caleidoscopio dove l'immagine e i colori si frantumano. Voglio proprio scomporre l'immagine e poi comporla come la vedo io, esprimendo però tutto quello che c'è dentro, lo spazio, il tempo, l'energia e la luce. Poi c'è tutto un discorso che farò su Newton, su Einstein, sulla relatività della luce, lo spazio-tempo. Ci sono tutte cose che dentro i miei quali spero di esprimere, poi non lo so se ci sono riuscito. Qualche giorno fa siamo atterrati in una cometa per andare a esplorare questi nuovi mondi. Io credo che questo sia futurismo e che parlare di futurismo oggi sia ancora attualissimo. Secondo me è sempre attuale, è una cosa attualissima anche, come ha detto giustamente Alberto, con tutte le nuove tecnologie che abbiamo, dove le comunicazioni sono talmente fatte in tempo reale, cioè se questo non è futurismo, diciamo che il concetto è lo stesso, pur essendo cambiati i periodi storici, il concetto è lo stesso.